Ma Padre, se io sono in peccato mortale, c'è l'amore di Gesù? Sì. E Gesù continua a pregare per me? Sì. Ma se io ho fatto delle cose più brutte e più di tanti peccati, Gesù continua? Sì. L'amore di Gesù, la preghiera di Gesù per ognuno di noi non cessa, non cessa. Anzi, si fa più intenso e che noi siamo al centro della sua preghiera. Questo dobbiamo portarlo sempre in memoria. Gesù prega per me. Sta pregando adesso davanti al Padre e le fa vedere le piaghe che le ha portate con sé per far vedere al Padre il prezzo della nostra salvezza, l'amore che ci tiene. Ma in questo momento, ognuno di noi pensi, in questo momento, Gesù sta pregando per me? Sì. Questa è una sicurezza grande che noi dobbiamo avere.